Esiste una diceria divertente che vuole che un veneziano per scrivere un libro di successo debba stare chiuso in carcere e scrivere in francese. Accadde a Marco Polo, che a Genova dettò le sue memorie a Rustichello da Pisa, dando vita alla prima edizione del Milione, Le Dévisement du Monde. E accadde a Giacomo Casanova, il cui successo editoriale arrivò oltralpe con la pubblicazione del suo Storia della mia fuga dai piombi, le temibili prigioni di Palazzo Ducale, dalle quali evase rocambolescamente il 31 ottobre 1756. I piombi erano chiamati così perché erano delle celle posizionate sotto il tetto di piombo di Palazzo Ducale, con un soffitto molto basso, si scaldavano all'inverosimile d'estate ed erano molto fredde d'inverno. Oggi nel sottotetto di Palazzo Ducale, inserita negli itinerari segreti, tra le altre celle è stata individuata quella che ospitò Giacomo Casanova, che vi rimase per più di 16 mesi. Casanova era molto alto per il suo tempo, quasi 1,90 m, e faticava a stare in piedi in uno spazio basso e angusto come questo. Casanova fuggì dunque l'ultimo giorno di ottobre assieme al monaco Marin Balbi. I due forarono i tetti delle loro celle, ma non potendo tuffarsi o trovare altre vie di fuga, rientrarono da un abbaino e all'alba uscirono perché un custode li scambiò per visitatori rimasti rinchiusi e aprì loro la porta. Ma perché fu arrestato? L'accusa non fu mai formalizzata e non si tenne mai un processo, ma è molto probabile che ciò avvenne per le serate a base di esoterismi e cabale che teneva a Ca Bragadin Carabba, casa di Matteo Giovanni Bragadin, un nobile al quale salvò la vita e che divenne un suo protettore. Secondo la leggenda, prima di salire su una gondola e lasciare Venezia, Casanova si concesse la libertà di un caffè al Floriano, suo locale di riferimento. Non è vero, naturalmente, ma la sua vita, anche per suo stesso volere, è sospesa tra realtà e finzione. E in fondo è bello che sia anche così.